Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook Fruttagel, scelta naturale. Psst, psst. Sai la novità? Stanno per arrivare le linee di biscotti Leonardo da Cesenatico nei migliori negozi, sapori e profumi della Romagna per i palati più raffinati. Cosa? Sì, dall'esperienza delle pasticcerie del dolce salato di Cesenatico ed ispirati al genio di Leonardo e dal progetto Vinciano del Porto Canale di Cesenatico nasce una nuova linea di prodotti da forno con ingredienti genuini e da agricoltura biologica, sapori tradizionali e moderni allo stesso tempo, gusto e benessere con linee natura, bio e bio-vegana rivolti a coloro che apprezzano la qualità in famiglia in ogni momento. Leonardo da Cesenatico, prodotti da forno di alta qualità con ricette originali contraddistinte dal rigoroso utilizzo di ingredienti e prodotti made in Italy. Biscotti nelle linee classici, ricetta tradizionale, sola natura, bio, vegana, bio-vegana e benessere integrali senza zucchero, plum cake classico e bio, wafer, torte. Leonardo da Cesenatico, ispirati all'accoglienza e alla tradizione gastronomica romagnola, sta per arrivare sulle vostre tavole. Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione. Ora ci trovi anche nei punti vendita di Conad Pinarella a Cesenatico, Iper Punta di Ferro a Forlì, Dogana Alimentari a Dogana di San Marino, Fiorentino Alimentari a Fiorentino San Marino. E siamo presenti in tutta la catena del Gigante, in Lombardia e per l'Emilia Romagna nei seguenti punti vendita, a Bologna e a Piacenza. Dalla passione per la frutta di natura nuova a tanti gustosi prodotti ottenuti con frutta fresca selezionata che conserva inalterate tutte le sue proprietà nutritive. 100% frutta senza conservanti e zuccheri aggiunti. Tutta la freschezza, la genuinità e il sapore della frutta racchiusi in pratiche monoporzioni da portare sempre con te. 3 prodotti pensati da natura nuova: Frullà, 100% frutta frullata nella pratica confezione richiudibile, la soluzione ideale per avere la merenda sempre con te. E Natura Nuova Bio, solo polpa di frutta biologica ottenuta nel pieno rispetto della natura. In 2 parole, Natura Nuova, il nuovo piacere della frutta, ma veloce da consumare e per tutti, in ogni momento della giornata, a colazione, a merenda ed anche in ufficio. Quest'oggi ho il grande piacere di presentarvi lo staff delle Promesse di Romagna, i veri grandi protagonisti quasi al completo. Li ho radunati tutti qua dietro di me. Sono bellissimi, sono tantissimi e sono veramente bravi. Chi siete voi? Le Promesse di Romagna! E cosa fate qui oggi? Corriamo! E chi siete voi i più? Bravi! E oggi è il primo? Maggio! Facciamo gli auguri a tutti i lavoratori? Auguri! Salutiamo il babbo e la mamma! Auguri! Salutiamo il babbo e la mamma, gli diciamo ciao! Correre fa bene alla salute, quindi la giornata è bellissima, quindi i presupposti per fare una bella manifestazione ci sono tutti, speriamo che ci si diverta e vada tutto bene. Un grazie grande a tutti i volontari, perché senza di loro sarebbe quasi impossibile fare queste manifestazioni che
è bello farle e ripagano dei sacrifici che si fanno, quindi è veramente bello. Una non competitiva degli adulti che ha tutto il suo centro logistico lì nel centro sociale, giusto? Esatto, si sviluppa su un percorso di 7,5 km sul canale dei Mulini, da qui prende il nome la manifestazione, è la 32esima camminata del canale dei Mulini. Il percorso è bello, gradevole, quindi la giornata anche aiuta, quindi perfetto. Padrone di casa numero 2 è Francesco San Giorgi, perché Presidente, dopo di te qui il padrone di casa arriva Francesco San Giorgi per le promesse di Romagna, è uno dei veterani assieme al mio amico Remo Cantagalli, è vero Franci? Siamo tutti uguali, non c'è capo qui, è un volontariato che è unanime per tutti. Una bella tappa, ripeto, in totale sicurezza perché i bimbi qui stanno dentro un parco, possono giocare, poi nel frattempo ogni tanto c'è una garetta. È un parco magnifico, veramente questo, invidiabile da tutte le gare che facciamo nel calendario dei bambini, perché il parco così non lo trovi da nessuna parte. I bambini stanno benissimo. Questo è un giochino che io lo dico sempre, funziona benissimo, si vede che ha ancora qualche pila carica questo giochino e non è una presunzione, però io penso che in tutti questi anni abbiamo operato abbastanza bene e soprattutto io ribadisco sempre, ringrazio i genitori perché siamo riusciti a far capire ai genitori che venire qui la domenica mattina è uno sport sano, per cui i bambini si divertono e i genitori l'hanno capito, perché un bravo va a loro, perché sono loro che li portano. Sono diventati anche bravi nel non seguire i bambini, avete notato negli ultimi 2 anni, non seguono più i bimbi, io come genitore, non sono genitore ma ce l'avrei proprio distinto quello di seguire mio figlio, se lo fanno da lontano, è vero Raffaele Alberoni? Questo è il merito di Francesco San Giorgi, i meriti ci sono perché effettivamente è stata fatta questa educazione al rispetto dell'avversario, poi siamo comunque in un aspetto agonistico per cui qualche cosa c'è, però siamo sempre nell'ambito della correttezza, non c'è in nessun altro sport questo tipo di correttezza. Fammi comunque fare una ripetizione a quello che avete detto fino adesso, ricordare il 1° maggio, oggi è la festa del lavoro, dei lavoratori, diamoci l'accezione che vogliamo ma comunque stiamo pensando a questo e qui ci sono lavoratori, ci siete voi col vostro servizio che serve per dare un grosso impulso alle nostre manifestazioni e credo che anche questo serva per mantenere il numero molto alto, i ragazzi della compagnia dello scatto che fanno foto, i volontari della Lughesina, oggi tocca loro, ieri toccava a quelli della locomotiva, quindi ieri altro giorno di festa ai lavoratori. Senza questi volontari non si farebbe il nostro sport perché per gestire comunque qualsiasi attività ci vuole una parte economica, per fortuna che ci sono i volontari che forse qualche volta strozzando un po' il naso qualcosa però poi ci sono e garantiscono la perfetta riuscita della manifestazione soprattutto anche per la sicurezza. Bravo Daniele, a tutti i suoi volontari ma un ringraziamento a tutte le società. Vogliamo invitare alla prossima gara che riprenderemo noi della Lughesina, ci facciamo avanti con i lavori Presidente. Sì, è in novembre per la camminata una volta di San Martino, adesso città di Lugo, e stiamo valutando alcune cose, comunque vi informeremo al più presto. Com'è che dici tu quando chiami all'appello i bimbi? Tutti qua presenti, fianco ai genitori, siate corretti, bravi, attenti a non cadere E divertiti. e divertiti. Io non sprono mai ad andare forte, io invece voglio che si divertano, socializzano tra di loro, non abbiano invidia uno dell'altro, per l'amor di Dio. È un vivo incitamento di bravi, va dato anche a voi, di DTV. La prossima gara si terrà in serale a Voltana il 15 di maggio, partenza alle 19:45 a Voltana presso la Cavetta. Io mi chiamo Sabrina e tu? Elisa. Ciao Elisa! Come mai siete qua oggi? Siamo venuti a fare un giro. Finito a caso? Sì. Provare a correre. Può darsi che sia la nipotina di questi signori qua, di qualcuno di questi signori qua. Lo conosci questo dado qui? Sì. Chi sono io? Nonna.
Oh, è la nipotina della compagnia dello scatto di Franca e Massimo. Massimo. E tu sei Elisa? Sei la Elisa. Elisa, ma come sei brava. Senti, io ti aspetto presto. Ti fa delle belle foto il nonno e la nonna? Sì. Sì. Voi di dove siete? Guardo proprio questo biondino qua dietro. Tu di dove sei? Loic. Loic, giusto? Martino. Noi Di dove sei? di Ravenna. Di Ravenna. E corri tu? Ma è tanto che vieni a correre con noi, no? Una volta. Dai, e sei tornato? Sì. E tu come ti chiami? Alessandro Poggi. E tu come ti chiami? Agata Gattani. Agata. Ciao, ma sei la sorella della Giada? Sì. E tu chi sei? Ade. E tu chi sei qua dietro? Paolo. Ciao Paolo. E tu? Giulia. Manuel. Manuel, due volti nuovi delle promesse di Romagna. Prima volta oggi? Dai. E allora che cosa vi piace di questo ambiente? Il parco giochi. Ecco, la prima, poi? Poi tra un po' correrai, vediamo se ti piace anche correre. Sì, mi piace così. Dai. Tu sei sua sorella? Ma chi è che corre di più forte dei due? Sì. Ma a te piace correre? Sì. È bravo con te tuo fratello? Sì. E tu come ti chiami qua dietro? Chi è qua? Aurora. Ti chiami? Lola. Aurora, ma che bel nome che hai! E tu quanti anni hai, Aurora? Così tanti! E sei già qua che corri? Come ti chiami? Posso chiedertelo? Superman, di la verità, tu sei Superman. Ciao Superman Tommaso. Caso. E tu? Davide. Davide lo conosciamo. E tu? Andrea. Andrea, questo è un atleta. Vediamo chi c'è qua dietro. Tu chi sei? Rebecca. Viola. Elena. Qui c'è sempre la nostra amica Agata. E tu qua dietro? Giacomo. E questa è una vecchissima conoscenza che adesso non piange più quando corre. Chi è? Sofia. Sofia. E quel bimbo laggiù chi è? Chi sei tu? Vieni qua da me, vieni. Ciao, ciao. Che bel sorriso. Diego. Oh, ciao Diego, di dove sei tu? Imola. Imola. Vieni con tutto quel gruppo con le maglie gialle. A Francesco San Giorgi il piacere e l'onore di presentare, guardate i colori, una campionessa. Guardate un po' la maglia di questa ragazzina che è una ballerina a correre, si chiama Ballerini, io l'ho battezzata Anguilla di Comacchio perché è velocissima, ma è veramente una ballerina, uno spettacolo vederla correre perché non tocca neanche terra e recentemente si chiama Ballerini Marta. E di Comacchio naturalmente, e recentemente mi ha vinto il titolo italiano WISP. Marta, ma io ti ho conosciuta che eri così e adesso sei cos'ha? Allora, intanto la soddisfazione di essere una campionessa italiana. È molto bello esserlo, poi vincere anche le gare, però l'importante è sempre partecipare e divertirsi. Poi se si vince meglio. Ma tu fai dei corsi di atletica, hai avuto degli insegnanti particolari, mi dicono che hai avuto una insegnante di atletica particolare. All'inizio ero iscritta alla società di Comacchio e la mia allenatrice era la Laura Fogli, che è una campionessa di maratona e lo è ancora adesso. E successivamente ho cambiato squadra e adesso mi alleno a Copparo. E il mio allenatore si chiama Riccardo Rubini, che anche lui è molto atletico e corre forte. Ti trovi bene a correre? Sì, sì. Ti piace proseguire su questa strada? Sì, molto, mi diverte correre. I'm not that naive. Men want men to ride.
with clouds between their